A che punto è questo progetto? Allora, il progetto è un progetto cofinanziato Stato, Regione, Comune e riguarda tutto il tratto del Rupinaro e fra questo comprende anche il rifacimento di 3 ponti. Ora, sul rifacimento specifico dei ponti siamo in questo momento fermi per via del fatto che è uscito da poco dal Ministero dei Lavori Pubblici una normativa sul franco che bisogna rispettare, che di fatto l'ha portato da circa 50 centimetri a 1,5 metri. Ovviamente questo ci sta portando delle grosse difficoltà perché il Rupinaro passa in mezzo alle case e 1,5 metri rispetto all'attuale livello ovviamente diventa in alcuni casi proprio non fattibile. Quindi stiamo lavorando con Regione Liguria e col Ministero per capire se esiste una soluzione che ci permetta ovviamente di rispettare il territorio ma di poter attivare queste progettazioni che per noi sono già alla fase pre-esecutiva e quindi diciamo che noi saremo pronti per chiudere e per poter appaltare. Saresti in grado di partire, diciamo. Assolutamente saremo in grado a brevissimo tempo di partire, ovviamente a step successivi perché i ponti, la battere ricreare un ponte crea problemi di viabilità importanti, ma riusciremo a breve a fare il primo, il secondo e poi sino all'ultimo in modo da garantire a questo torrente una sua dignità che non vada a intaccare ogni volta che c'è un momento particolarmente straordinario la vita dei cittadini chiavaresi.